abbiamo il radicchio di Treviso, scottato, la cipolla rossa di Tropea e il formaggio Morlac di Maiga. Morlacco. Il tutto dentro in tempura e fritto. Noi dobbiamo ricordare anche il suo nome e il ristorante, se no parliamo solamente della specialità. Il ristorante da Geri a Monfumo. Guerino Geri, è il diminutivo di Guerino, il nome è Geri, proprio Qui titolare. abbiamo ben due vini. Come mai questi due vini? Ma perché così, Giochiamo in grande. nella nostra zona ci sono tante piccole realtà, magari che sono un poco conosciute, no? E allora volevo proprio trovare un palcoscenico un po' importante per presentarli. Incominciamo, ci presenti il primo? Allora, cominciamo dalla signora, che è la signora Merlo. Qua. Signora Merlo, se vieni un po' più avanti. Allora, Merlo, cantina Merlo. Cantiamello, Possiamo prendere una bottiglia così la facciamo vedere? sì, volentieri. Insomma, questo è il nostro rosso, è un uvaggio di Cabernet Merlot, la Grande Barbera, un uvaggio un po' particolare, fa un anno di barrique indicativamente, poi 6 mesi di acciaio e poi bottiglia. Questo 2015 è... Complimenti perché anche già l'etichetta parla da sola. Grazie, anche se noi poi siamo specializzati anche noi, facciamo del prosecco, un prosecco come il signor Amadio, che fanno un ottimo prodotto anche loro. Passiamo la palla dal rosso al prosecco. Prosecco. Il prosecco non c'è bisogno di presentarlo, uno come dire dei vini ovviamente più conosciuti al mondo e la cantina invece conosciamola meglio. Allora, qui abbiamo un asolo di OCG di Monfumo, la cantina appunto è tenuta a Madio di Monfumo e noi siamo specializzati appunto nell'asolo di OCG in tutte le sue specificità, quindi dall'extra brutto fino al dry. L'asolo è un po' come dire una nicchia particolare, tutti sono ottimi, però l'asolo sicuramente ha delle caratteristiche, delle particolarità differenti dal resto, diciamo. È una DOCG? Sì, l'asolo è la DOCG, diciamo, che era meno conosciuta, negli ultimi anni sta avendo un buon riscontro, parliamo comunque di realtà più piccole, di un prodotto che si presta molto meglio per quanto riguarda i prodotti più secchi. L'extra brutto come asolo credo che sia la migliore espressione del nostro territorio. Anche a voi faccio i complimenti per l'etichetta perché vedo che c'è una certa ricerca, l'abbinamento dei colori, caratteri, non sempre ci sono questi dettagli così ben ricercati. Complimenti ancora. Dopo veniamo a degustare. Bene, quindi anche qui abbiamo visto sempre eccellenze legate al territorio e naturalmente questa sarà una grande serata, 10 chef per 10 vini, naturalmente il ricavato andrà in beneficenza e questo è già un ottimo motivo per trovare tutte le persone qui.